Oe siamo con un giornalista di fama, giornalista e scrittore, che si chiama Tonino Oppes, che lo preghiamo intervistato Carlo Sarà. A me uno mi domanda, ma tu sei stato sentendo in te il fatto da lui? Dai, cambiamo il nome a scarrellas. Io dedicavo a scarrellas di Saida mia a Sazzenta di Saida. Sempre stando incontro di Idas, tu hai nato una cosa bella saperu. Sarraidina su sempre forte in punto maggiore. Quanto è scambiata la Saida di punto maggiore dai 30 anni a oggi? Beh, non solo Saida mia, tutte le vidas sono cambiate. Dai 30 anni a oggi sono di sicuro più belle, ma sono di sicuro con un gusto più buono. Che cosa succede? Che non raccontiamo più. Il problema probabilmente nostro, di noi anziani, il problema è anche della generazione che forse non ci vuole ascoltare. Insomma, si è interrotto questo percorso di comunicazione e se non si comunica non si trasmette.